Ore 15:51, 24 ottobre, ho preparato queste, chiamiamole polpette, non lo so, queste cose di bietola, patate, un po' sulla linea del polpettone dell'altro giorno, dell'altro video. Comunque bietola, patate, formaggio, niente di più. E vabbè, spezie e sale. Ecco, e queste le ho preparate per questa sera. Oggi il tempo è questo, quindi ieri bene o male ce la siamo cavata con un po' di sole, oggi no. Sono 13 gradi, no, erano 10 prima, adesso sono 13. Vabbè, qua abbiamo i gatti che dormono, no. Vero Pepe? È bella questa cuccia, eh sì, molto bella. Bon, continuo a fare fuoco perché Franz non arriverà a casa a breve, credo, e quindi io devo fare fuoco. Oggi va così. Nuovi occhiali che voi non avete ancora mai visto. Mi sono arrivati ieri che era il 24. Comunque non ha importanza, non abituatevi a vedermi con questi occhiali, Ho appena registrato un altro video, l'ho detto anche in quel video. No, sono solo semplicemente, cioè sono da vista, Però comunque li utilizzerò più che altro ogni tanto, ma non da usare tutti i giorni, perché comunque le lenti sono tanto grandi, io non sono abituata a portare degli occhiali del genere, sono abituata a usare quelli più piccolini e quindi però mi piacciono. Sì, lo stile un po' a goccia così, non so se mi stia benissimo, a me piace. Sarebbero stati meglio un pelo più piccolini, però a me piace come stile di occhiali. Tipo mi fa tornare indietro negli anni, che andavano tantissimo gli occhiali fatti così. Franz li usa ancora di questa forma. No, forse adesso ce li ha un po' diversi, però comunque quella è la forma. Lui non li ha ancora visti. Vabbè, adesso io quasi quasi, visto che ho del tempo e ho già messo via la roba che mi è arrivata prima, visto che ho del tempo vorrei registrare un video Shein. Ho finito di registrare. Adesso mi riposo. E stavo pensando di registrarne un altro perché non vi ho fatto vedere tutto. Le maglie non ve le ho fatte vedere indossate, ma vabbè, maglioni, vabbè. Comunque vorrei farvene un altro perché devo farvi vedere altre cose. Il video che ho registrato è anche troppo lungo, quindi sicuramente devo farne un altro. E basta, per le cose di casa, insomma, alla fine ve le faccio vedere nei vlog, quindi tipo le tendine le avete già viste, le decorazioni le avete già viste. Non ho ancora cambiato i fiori, no. Ormai penso metterò quelli invernali, se vado avanti così. Adesso devo sistemare la cucina perché è un gran caos, è veramente un macello. C'è un casino di immondizia lì, c'è tutta roba da lavare. Casino. Sta uscendo un bel pomeriggio perché alla fine è da un po' che c'è questo raggio di sole. Oh, non ho neanche fatto fuoco oggi perché ieri l'avevo fatto subito appena arrivata a casa, ma ieri era una giornata proprio pioggia, 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 pioggia. Oggi no. E quindi ho detto faremo più tardi. O farò più tardi. Meglio, farò più tardi. Pepe. Pepe è rimasto tutto il tempo in attesa fuori dalla porta di camera perché io quando mi chiudo là dentro a registrare lui è disperato, si dispera e lui non può dormire, no, no, deve stare attento a quando io esco dalla camera. Pippi è qui, il mio Pippi.
lui adora stare lì. Pepe è in cerca del riflesso del telefono, ecco, e basta, mi metto a fare sistemazioni di casa come al solito. C'è chi mi dice ma non riposi mai? No, in realtà no. Ah, aspettate, no, perché io ho partecipato a delle aste su Bidoo e mi sono accaparrata un po' di cose. Sì, beh, ci ho speso anche dei soldi effettivamente, però per poco prezzo mi sono accaparrata diverse cosine. E una di queste cose è questo, il power bank a energia solare. E questo è comodissimo. Queste prese, cioè questi attacchi, questi come si possono definire? Va bene. E adesso infatti c'è il simbolo del sole illuminato perché si stava ricaricando di fuori. Adesso lo rimetto al sole. Ecco. Ok, cambio modalità video perché sennò non si vede un cavolo. Mi sono accaparrata un tostapane della Black & Decker. L'ho pagato 4 euro qualcosa, cioè una cavolata. Un aspirapolvere senza fili, è una cavolata, però devo dirvi che se avete magari una stanzina, che so, un sottotetto, un posto un po' così, e avete bisogno dell'aspirapolvere, questa è perfetta. È piccolina, non ingombra, cioè, pensate che il tubo quello lungo è fatto di plastica, in 2 pezzi, si compone e si scompone, cioè un aspirapolvere sembra un po' giocattolo, in realtà non è un giocattolo, funziona veramente. Poi mi sono accaparrata questo, il mini frullatore, funziona l'ho provato prima, funziona. E poi mi sono accaparrata, sì vabbè, il power bank e questa bilancia anche. Ho visto che anche Carlita è riuscita a prenderla. Questa bilancia con il Bluetooth e le varie robe, il peso, il grasso, i muscoli, quelle cose. Sì, fa la misurazione di un po' tutto. E io ce l'ho fatta così, questa qua la volevo regalare. E anche questa l'ho pagata pochissimi soldi. E non solo queste cose, mi sono riuscita ad accaparrare una piastra per capelli che non utilizzerò mai, però posso regalarla a qualcuno per pochissimi soldi. Poi un tagliacapelli elettrico, non a batteria, è proprio elettrico e quello l'ho pagato 9 centesimi. 9 centesimi. E ieri sono riuscita a prendermi anche... Allora, c'era un asciugabiancheria, ma non l'ho acquistato e ho convertito il premio in puntate e sono riuscita a prendere un tagliaerba elettrico, no, wireless, senza fili, un tagliaerba, non so quanto varrà sinceramente. C'era scritto che valeva sui 68 euro. Io l'ho pagato 4,64 euro se non sbaglio. E poi cos'è che sono riuscita a prendermi anche? C'è qualcosa? Ah, il phon tipo il Dyson, ecco, quello lì, non il Dyson originale. Ci sono anche cose di marca su B2, però è difficile riuscire a vincere quelle aste, cioè è praticamente impossibile. Devi avere un culo e devi spendere tanti soldi. Invece queste cosine qua riesci a prendertele, insomma. Alcune devi puntare un po' di più, però devi starci un po' di più dietro, devi spenderci un po' più soldi, però alla fine riesci ad accaparrarti le cose per pochi soldi. Detto ciò, penso sia tutto. Dovrebbe essere tutto, sì. Non lo so. Vi saluto e ci vediamo prossimamente, non so se in questo vlog o in un altro, però ci vedremo prossimamente. No, non ci vedremo prossimamente. Vi faccio vedere un altro acquisto. Su Amazon ho comprato un set composto da copritastiera per il Mac, per il MacBook e cover. Guardate che bella questa cover! Bellissima! Ho preso la cover nuova perché la cover che ho è distrutta, ha tutti gli angoli massacrati, quindi servono veramente le cover. Poi per dei computer così costosi, cioè bisogna metterla io senza non potrei lasciarlo. No, sinceramente no.
E poi mi sono comprata quella cover che è bellina, cioè mi è costata abbastanza, 37 euro, ma ho visto che quelle decorate costano tantissimo. Come sono sti capelli? Ah, forse perché ho messo il cappuccio prima della giacca e si sono un po' scompigliati. Vado a fare qualcosa perché sono... Che tardi. 15:59. Cioè io devo sistemare tutto sto casino. Ciao, è stato bello. Dunque, sono arrivata a casa, mio papà oggi mi aveva messo in casa una box, perché stamattina il corriere mi ha chiamata che erano le 7, prestissimo, ma io chiaramente ero già al lavoro, però sono rimasta, infatti non ero convinta di rispondere, perché ho detto, ma a quest'ora chi è che mi chiama? Era un numero sconosciuto, sì che boh, era il corriere. Guardate, mio papà mi ha messo dentro il pacco, adesso ho messo via tutto e ho preso queste mini Sacher che a me non piacciono, ma a Franza sì. E sono queste mini tortine per Halloween. Che belline! Ho già iniziato a fare fuoco. È già da un po' che faccio fuoco. Aspettate, non so. Vi appoggio al gatto finto. E l'ho acceso subito appena sono arrivata a casa, che così il forno si scalda più in fretta. Cioè, non devo star qua fino a chissà che ora per farlo scaldare del tutto. E niente, devo ancora rifare il letto. Oggi ho messo su una tuta di Shein. È molto semplice, così. Cioè, non è grossa, è abbastanza leggera, però per l'autunno è perfetta. Un po' come la maglia e i pantaloni che indossavo i giorni scorsi. È una semplice, una tuta, un set, più che non è proprio tuta, perché il materiale non è quello delle tute, però è un set così, con i pantaloni uguali. Ve lo faccio vedere un attimo meglio. Questo è il set praticamente. Ah? Bellino, dai, i pantaloni mi arrivano qua su, perché ho preso una L, chiaramente, e mi tocca prendere una L perché ho la pancia enorme e quindi mi tocca prendere le L. No, ma anche per le cosce, non voglio avere i pantaloni troppo stretti. Se fossi più magra li indosserei molto più volentieri i pantaloni aderenti, ma così preferisco averli un po' larghini, non dico larghissimi, ma un pochino, insomma, comodi. Guarda la pallina. Giù per la testa. Pupi. Vai. Prendila. No, ecco. Sfinge. Allora la prendo io, Te la lancio, Guarda. Pepe. Pepe. Ma dove vai? Come sei matto? Pepe. Qua. Pepe. Qua. Pepe. Qua. 1, 2, Pepe. No, lui non è normale. Pepe. Adesso si mette là dietro. Ecco. Ciao. Pepe. Pepe. Ciao. Sì. Faccio sport con lui, Pepe. Una fragola, ragazzi. Avete visto che casino di roba? Allora, aspettate che guardo che cosa sto filmando perché io non capisco dove sono. Ok, avete visto che c'è il fragolone? Il fragolone lo vedete? Sì. Devo capire un attimo questo. Ok. E ci sono delle zucchine che ormai sono praticamente zucche. E cavolo. Andiamo a vedere.
I cavoli sono ancora qui, belli, li vedete. Il peperone, eccolo qua. Ma dai, vai, questo lo prendo, che tanto ormai un baby peperone quest'anno. Niente, prendo un po' i cavoli adesso. Sono presa la borsa e il coltello, che di solito mi dimentico puntualmente, e andiamo a prendere i cavoli. Allora, questo l'avevo già tolto, ne ho ancora 4. Dunque, c'è questo, eccoci, questo è uno, è bello massiccio. Poi qui ce n'è un altro, ma secondo me io posso lasciarli qua, sì, posso lasciarli qua, non so se vedete, ma qui c'è una bella lumacona. Vabbè, secondo me posso lasciarli qua, comunque non soffrono. Boh, dai, ne prendo solo uno da mangiare in padella, caramellato, che è buonissimo. Riprendo la mia Insta360 e andiamo.